Buonasera, benvenuti amici telespettatori. Questa volta l'opinione la facciamo con un ospite di eccezione. Abbiamo qui con noi in studio il dottor Marco Garbini, che è vice coordinatore Regione Veneto di Azione, che è il famoso partito di Carlo Calenda. Benvenuto, dottor Garbini. Bene, la prima domanda che vorrei fare ovviamente è come nasce Azione, cioè quale motivo ovviamente si sta presentando sul panorama politico nazionale. Beh, innanzitutto buonasera a tutti, do anche un buonasera a chi ci ascolta e anche un grazie a lei per l'invito di questa sera. Azione è un partito politico, prima di tutto, è un partito politico che è nato ancora un anno e mezzo fa e naturalmente nasce dalla voglia di creare anche un'opportunità diversa rispetto al panorama politico che abbiamo oggi. Come sappiamo la politica sta cambiando. Stanno cambiando anche i bisogni da parte dei cittadini, c'è tanto astensionismo, se non si guardano i numeri, no, anche delle persone che vanno a votare, si nota anche questo dato, no, che tante persone non si identificano più all'interno di un partito politico. Quindi Azione nasce proprio da questa voglia, dalla voglia di creare un partito che faccia delle proposte concrete, che analizzi magari i dati, che entri più nel merito delle questioni e che faccia un po' meno propaganda. Ecco, lei ha detto una cosa molto interessante, le persone, ne abbiamo affrontato fatalità, un tema che abbiamo affrontato proprio ieri in trasmissione sul nostro talk show, come dire, la differenza fra la programmazione della politica, quindi la enunciazione di programmi da parte dei partiti nelle campagne elettorali, e quello che poi è l'identificazione rispetto al programma da parte degli elettori. Lo scollamento determina poi la disaffezione, Certo. quello che lei diceva prima. Ecco, quello che lei mi ha detto, dottor Garbini, è più o meno quello che dicono tutti i partiti. Tutti vorrebbero rinnovare, tutti vorrebbero cambiare, tutti pensano di essere diversi. Ma come si combatte quella cosa che diceva lei della disaffezione dei cittadini rispetto alla politica? Beh, secondo me non c'è una ricetta particolare, bisognerebbe partire dal come si fa politica, bisognerebbe partire da essere un po' più seri, essere un po' più, diciamo, anche concreti nelle proposte che si vanno a fare e soprattutto bisogna ripartire un po' nelle costruire un programma per avere una classe dirigente politica che sia preparata. Ecco, il tema della competenza, che vuol dire poi anche preparazione, che vuol dire esperienza, no? Ok? Questo è un tema, secondo me, che è fondamentale. Se oggi la politica viene sempre di più fatta da persone magari che si improvvisano così, no? Perché dicono, beh, facciamo l'esperienza, abbiamo qualche problema, perché i problemi, come abbiamo visto, sono sempre più esigenti. Oggi il Paese in questo preciso istante sta anche avendo un periodo molto particolare della propria storia e quindi oggi come oggi quello che servono persone preparate, ecco, non perché noi siamo più preparati degli altri nel modo più assoluto, ma serve almeno un percorso che porti alla persona che naturalmente si impegna nell'attività pubblica a formarsi per poi svolgere questo ruolo. Questo secondo me è di fondamentale importanza. Ecco, senta, dottor Garbini, rispetto all'arco costituzionale, come si dice, quindi al panorama di tutti i partiti, mi sembra che Azione abbia preso una posizione di centro, però più spostato verso sinistra. Tant'è infatti che sembra essere candidato per il centro-sinistra per il sindaco, per la prossima amministrativa a sindaco di Roma. Ecco, come mai non c'è un centro forte in Italia? Beh, bella domanda. La domanda è che diciamo che i partiti politici che rappresentavano quell'area un po' strada facendo si sono un po' estinti, ecco, usiamo questo termine. E di conseguenza poi quell'area lì, che comunque rappresentava una buona fetta, perché storicamente, se pensiamo, no, alla vecchia democrazia cristiana, non voglio usare questo termine perché a volte fa paura, no? È molto pesante, però in realtà si è un po', diciamo, distribuito un po' nel centrodestra e un po' nel centrosinistra. Io dico non c'è perché si sono venuti un po' a mancare quei valori. Che io dico un partito deve essere anche, come si diceva prima, un punto di riferimento sul quale si fanno delle proposte e si danno naturalmente idee per i programmi per poter amministrare naturalmente
paesi, piuttosto che una regione, piuttosto che uno Stato, ma deve avere anche una propria identità. Ecco, quindi quell'identità, secondo me, un po' strada facendo si è un po' estinta. Ecco. E quindi il partito di centro, anche se ce ne sono ad oggi, attenzione, comunque è sempre venuto meno da un punto di vista, diciamo, da parte dell'elettorato come punto di identificazione nel momento in cui si va all'urna, no, a votare, quindi quella cosa è così. Ecco, senta, Calenda è sempre, ho visto, è sempre, anzi spesso sotto attacco, quindi vedo per esempio riportato dai giornali attacchi, le sue repliche, come mai? Cioè, perché i sondaggi lo danno sempre un po' più su rispetto agli altri partiti di centro? Ma quella è anche una sua caratteristica personale, Calenda è sempre stato così, è una persona un po' del fare, una persona che concreta, una persona che non è che ha tanto tempo da perdere e non ne vuole neanche perdere. Una persona che secondo me in questo momento nel panorama diciamo, degli amministratori e dei politici che abbiamo è quello che ha anche fatto molte cose. Noi ricordiamo quando è stato ministro, Industria 4.0 piuttosto che altri programmi li ha portati avanti e li ha anche concretizzati. Oggi tante industrie godano di qui l'industria 4.0 che ha portato innovazione tecnologica, ha portato un'evoluzione del modo di fare impresa. Ecco, questo modo qui quindi appartiene anche, diciamo, della sua personalità, del suo carattere, insomma, quindi lui non è che va in attacco, propone, nel momento in cui però vede delle ingiustizie, naturalmente, le ingiustizie naturalmente devono essere combattute. Ecco, oggi si parla di un avvicinamento politico, di un primo incontro fra Conte e Letta, quindi Conte come rappresentante del Movimento 5 Stelle, Letta come esponente ovviamente un nuovo segretario del PD. Ecco, quindi questa unione, diciamo, nel centro-sinistra, secondo lei è una cosa che potrebbe aiutare lo spostamento dei voti verso il centro più moderato, oppure è un pericolo anche per partiti come il vostro? Bah, secondo me è un pericolo, nel senso che l'alleanza Movimento 5 Stelle-Partito Democratico non è un'alleanza naturale. Perché non è un'alleanza naturale? Perché non è mai partita e soprattutto non è nata così. Se noi ricordiamo quando ci sono state le prime elezioni dove si sono presentati il Movimento 5 Stelle, il Movimento 5 Stelle non voleva alleanze, è stato molto rigido, molto forte anche nelle dichiarazioni, no? Nel momento in cui ci ricordiamo, no? Quando c'era quell'immagine, no? Del primo incontro streaming che era stato fatto, no? Dove c'era da una parte Beppe Grillo, famosissimo, esatto, e dall'altra parte, no? Bersani, perché all'origine c'era Bersani, che non riusciva proprio a contrattare, perché non c'era una disponibilità a contrattare. Poi il Movimento 5 Stelle ha avuto un'evoluzione anche, per carità, nella sua vita, come è giusto che sia, un partito si evolve anche, no? E quindi adesso è diciamo un Movimento 5 Stelle 2.0 che ha messo però non lo vedo una proposta politica che possa essere accolta da un paese come il nostro, un paese che oggi ha bisogno di guardare il futuro, che ha bisogno di risposte concrete per il futuro. E il Movimento 5 Stelle, il PD, se io ripercorro la storia che hanno fatto, no? E come poi si è evoluta, la vedo un qualcosa che non so se riesce a intercettare proprio l'elettorato di centro. Ecco, benissimo. Allora col dottor Marco Garbin, che ringraziamo, di Azione Veneto, il nuovo partito di Calenda, abbiamo visto alcuni aspetti di carattere nazionale, mentre magari adesso ci soffermeremo nella prossima puntata sugli aspetti, dottor Garbini, più a carattere locale, cioè quindi vediamo quali iniziative, quali idee possono esserci in un Veneto che qualcuno ha detto si potrebbe governare da soli, no? Quindi anche là vedremo